Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. La paura è una condizione umana e come o si induce in queste condizioni la che si sente deboli, fragili. Una bestiuta tanto piccola che coventi miliardi di volti di microscopi e per arrivare a vedere, non si sa la che è, non si sa troppo che dure. Qualcuno dice la carogna virus e sta buttando per aria la vita delle persone e la storia di questo mondo. E la Bibbia dice che noi siamo come i vasi di crepe. E è vero, tanto vero che mai. Come si sentono due fradi dei deboli, dagli anziani, dai frutti, dai malati. Si sentono fradi dai falliti, dai migranti, di chi che non hanno un sottetto. E allora impensinsi di loro, magari con una telefonata o una preghiera. Buone giornate e buone vite.